Percorrendo la provinciale che da Vittorio Veneto entra nella Valsana per attraversarla fino a sbucare nel territorio di Valdobbiadene, il primo incontro è con il comune di Revignelago. Le case delle sue frazioni, disposte una dietro l'altra a ridosso della strada, accompagnano il viaggiatore passo passo, offrendogli alla vista scorci di antichi muri in pietra e suggestive aperture sul paesaggio. Giunti nel borgo di Lago, la sua piazza è un improvviso slargo tra gli edifici, in mezzo ai quali è collocata la parrocchiale di San Giorgio. La chiesa attuale, fortemente voluta dalla popolazione, è frutto di una costruzione iniziata nel 1897 e consacrata nel 1923. La precedente, ancora visibile poco a est della piazza, conserva sotto il pavimento i resti di un ulteriore luogo di culto, dalla cronologia incerta ma già documentato nel 1261. La nuova parrocchiale si presenta con una facciata neoquattrocentesca, movimentata da elementi curvilinei quali il rosone, la lunetta sopra il portale d'accesso e il frontone. L'interno è a aula unica, con 4 cappelle laterali e un profondo ambiente ad accogliere il coro e il presbiterio. La semplicità delle pareti fa da sfondo ad opere di artisti come Egidio Dall'Oglio, Francesco Beccaruzzi e Giuseppe Modolo. Ma tra tutti spicca la presenza della Madonna con il Bambino in trono e santi, di Francesco da Milano del 1515, una tavola che i restauri hanno riportato all'antico splendore, dove sono perfettamente leggibili gli influssi lombardi dell'allora giovane pittore. Tra questi nomi così importanti per la pittura veneta vi è però un altro progetto iconografico a lasciarci meravigliati. Si tratta dei teleri, inaugurati nel 2017, che trovano posto sul controsoffitto della navata, sulle pareti laterali del presbiterio e sul fondo dell'abside ad opera di Anna Maria Trevisan. Le pennellate leggere e guizzanti nell'inconfondibile stile della pittrice vicentina rappresentano l'Assunzione di Maria e il Risorto e, soffermandosi poi sui santi cari alla comunità di Lago, San Giorgio e San Biagio, Gioacchino, Anna e Maria Bambina, alla diocesi e al Concilio Vaticano II. Non un semplice ciclo pittorico, ma un vero e proprio progetto voluto e pensato dai fedeli della parrocchia, vero modello di chiesa viva che esprime nel suo luogo di preghiera il procedere del proprio cammino.